Saluto i nostri amici telespettatori, eccoci puntuali come sempre con la rubrica Family, Salute e Benessere in onda il martedì e il giovedì alle 13:15 in prima battuta e poi nell'arco della giornata ci sono anche le repliche. Oggi è nostro gradito ospite il dottor Cesare Miani, che è direttore della struttura operativa complessa di otorino-laringoiatria negli ospedali di Tolmezzo e San Daniele. Buongiorno, grazie per essere ritornato. Buongiorno dottoressa, grazie ancora dell'invito. Ci eravamo lasciati nella scorsa puntata, ci eravamo lasciati parlando di difficoltà, cioè otorino-laringoiatri in prima linea nel trattare i malati e anche in presenza del Covid. Intanto io partirei dal fatto della relazione che dovrà tenere lei, me l'aveva già annunciato, dovrà tenere proprio una relazione su queste problematiche, no? Il prossimo anno. Gli otorini si sono trovati molto coinvolti per una serie di motivi. Allora, in prima battuta, in quanto esattamente di fronte al paziente utente che può essere anche infettivo, per quanto si facciano gli screening, il triage, eccetera, eccetera, e quindi la necessità di essere molto rigorosi sull'utilizzo dei cosiddetti dispositivi di protezione individuali, quindi mascherine, protezioni, schermi, occhiali, eccetera, l'utilizzo rigoroso delle procedure di sterilizzazione, l'utilizzo dei guanti, eccetera. In secondo luogo ci siamo trovati di fronte alla necessità di istruire gli altri colleghi, gli altri operatori sanitari nell'esecuzione corretta dei tamponi nasofaringei. E in terzo luogo ci siamo trovati un po' a combattere per poter, ma questo non è stato solo un problema degli otorino-laringoiatri, nei periodi più critici per poter gestire i casi più gravi dal punto di vista chirurgico, perché tutte le specialità chirurgiche purtroppo ne hanno risentito negativamente per quanto riguarda la possibilità di... E c'è il rischio che ne risentano ancora? C'è ancora qualche strascico, diciamo così, sì, purtroppo sì. Sì, quindi stavamo parlando anche del vostro impegno in prima linea, le difficoltà che avete avuto nei periodi, soprattutto nel lockdown, nei periodi peggiori. Auguriamoci di non dover tornare nuovamente in situazioni come quelle che abbiamo già passato, perché poi si ritarda tutto, quindi si ritarda tutto neanche nella prevenzione e anche per voi che dovete cercare di evitare che si formino queste lunghissime liste d'attesa. Sì, da un lato le liste d'attesa, dall'altro c'è il ritardo diagnostico perché c'è stato un periodo, per fortuna adesso è passato, in cui effettivamente, questo non riguarda solo l'otorino-laringoiatria, i pazienti avevano un po' paura a venire a farsi visitare negli ospedali. Certo. Comunque per tornare a noi, diciamo che i passi iniziali nostri sono stati soprattutto nell'impegnarci a insegnare a fare dei corretti. Perché chi ha insegnato a fare i tamponi? Voglio dire, chi meglio di noi conosce l'anatomia delle fosse nasali. Sappiamo che il tampone è un tampone cosiddetto rinofaringeo, quindi il rinofaringe è la proiezione della gola al di dietro del naso, quindi sta circa a livello dell'orecchio. Quindi come altezza e come profondità partendo dalla punta del naso. Quindi il tampone corretto va eseguito introducendo lo stuello del tampone il più possibile orizzontale finché si arresta praticamente per tutta la sua lunghezza, quindi finché si arresta posteriormente a contatto della parete posteriore del rinofaringe. In questo modo è possibile, effettuando una piccola manovra di arrotolamento, effettuare un vero e proprio brushing, si dice, cioè uno spazzolamento della mucosa del rinofaringe e prelevare con esse le secrezioni che possono o meno contenere il genoma virale. Qui stiamo parlando quindi di tamponi, i cosiddetti famosi tamponi molecolari, che vanno a cercare attraverso un processo piuttosto complesso, diciamo. Ecco, così spieghiamo ancora una volta ai nostri telespettatori la differenza fra il test antigenico e il test molecolare. L'antigenico sappiamo che è quello rapido, il molecolare invece... Il test antigenico viene effettuato anche a livello delle primissime vie, quindi a livello di bocca, a livello di ingresso delle fosse nasali, e va a ricercare gli antigeni di superficie, cioè la targhetta identificativa esterna,
del virus, che può essere presente anche in forma degradata, quindi uno può anche avere avuto un contatto magari 20 giorni prima, un mese prima, 2 mesi prima ed essere positivo, oppure avere un virus in attivazione in fossa nasale posteriore senza aver ancora rilasciato degli antigeni davanti. Quindi anche adesso, non so se ha sentito recentemente, si discute abbastanza sulla problematica dei falsi, cosiddetti falsi positivi, ma soprattutto dei falsi negativi per quanto riguarda il tampone antigenico. I tamponi molecolari invece vanno a ricercare la presenza dell'RNA del virus e quindi è la parte attiva, quella diciamo infettiva e quindi che può essere presente a livello del rinofaringe in quantità più o meno elevate, ma questo non ha importanza perché i processi di amplificazione poi fatti successivamente permettono comunque di identificare la presenza o meno del tampone. Quindi fondamentalmente ad oggi la diagnosi più precisa per quanto riguarda la presenza o meno del virus all'interno di una persona è data dal tampone molecolare. Sulla durata della validità, anche su questo si sta discutendo, fondamentalmente un tampone oramai sappiamo che non garantisce la possibilità che nelle successive ore poi uno non possa sviluppare la malattia, cioè sviluppare più che altro a contagiarsi, così come del resto... Perché uno risulta negativo nel momento in cui lo fa. In realtà sarebbe una fotografia. Certo, in realtà sarebbe una fotografia. In teoria 10 minuti dopo potrebbe essere e aver incrociato qualcuno ed essersi preso una carica di virus. Naturalmente sappiamo che anche in questo momento nulla è certo, quindi anche per quanto riguarda la vaccinazione ci sono moltissime evidenze scientifiche a favore di una protezione per quanto riguarda lo sviluppo di sintomi severi, quindi di malattia grave. A livello dei distretti otorino-laringoiatrici in realtà nulla cambia perché in quanto che uno sia vaccinato o non sia vaccinato fondamentalmente le modalità di protezione per gli operatori restano esattamente le stesse perché in quanto sappiamo che comunque abbiamo visto anche dei casi tra il personale di persone vaccinate che poi si sono positivizzate proprio per il lavoro che fanno costantemente a contatto con il pubblico, senza però naturalmente per fortuna sviluppare malattia grave, però naturalmente gravano sul servizio sanitario perché sono delle persone in meno per quanto riguarda la disponibilità per coprire i turni di servizio. Quindi si cerca di evitare il più possibile anche questo. Ecco, anche uno dei sintomi, no? La perdita del gusto e dell'olfatto, quindi anche questa è una cosa che si lega praticamente allora, questo è un argomento particolarmente interessante. Sia le cellule gustative che le cellule della mucosa olfattiva possiedono dei recettori che legano selettivamente la cosiddetta proteina spike del virus. E sono i recettori per un enzima, l'ACE, l'enzima ACE, l'enzima convertitore dell'angiotensina. Lo sviluppo del virus attaccato alle mucose del cavo orale e del naso può produrre un danno anche dei recettori gustativi. Questo danno è difficile da quantificare dal punto di vista del grado cioè solitamente si parla di anosmia quando si perde completamente l'olfatto, però esistono anche tutte le forme intermedie, ipo o disosmia, cioè calo o alterazione dell'olfatto, e allo stesso modo di ageusia e ipo o ipogeusia. Naturalmente in questi casi qua spesso e volentieri le due cose si combinano, cioè esistono dei danni completi dell'olfatto, cioè delle iposmie complete da virus, ma non è solo questo virus che lo causa, ci sono anche alcuni virus influenzali che lo possono causare, che comporta un disturbo del gusto secondario in quanto non hai l'olfatto, come quando hai raffreddore, per dire. Quando hai raffreddore bevi un buon bicchiere di vino e lo senti come se fosse un bicchiere di un vino in brick, no? Cioè ti dà lo stesso sapore. Altri casi in cui invece c'è selettivamente un'alterazione del gusto. Per fortuna queste lesioni sono, per quanto riguarda il SARS-CoV-2, nella stragrande maggioranza dei casi, diciamo nel 90-95% dei casi, sono reversibili entro alcune settimane.
c'è una piccola quota, circa il 5% dei pazienti, che invece, nei quali invece purtroppo il disturbo permane, e quando permane oltre i 6-12 mesi purtroppo non c'è nulla da fare, il recupero è praticamente impossibile. Senta, dottor Miani, manca un minuto al termine della trasmissione. Velocemente, altre patologie in questo periodo legate alla stagione sono scomparse? Boh, scomparse completamente proprio no, però bisogna sicuramente riconoscere che l'utilizzo dei mezzi di protezione individuali, in particolare delle mascherine, la maggiore sensibilità che si vede ovunque, nell'igiene delle mani, dall'utilizzo del gel al lavaggio ripetuto e prolungato delle mani, ha ridotto tantissimo le incidenze di tutte le forme virali delle prime vie aerodigestive, in particolare mi riferisco per quanto ci riguarda al raffreddore comune, e le sue complicanze, quindi le rinosinusiti, le otiti, queste patologie sono, non dico scomparse, ma praticamente si osservano con un'incidenza che potrei dire che è 20 volte inferiore rispetto al normale. Naturalmente un domani probabilmente torneranno, perché non è che sono state cancellate dalla faccia della terra, semplicemente si sono ridotte perché si è ridotta la possibilità di trasmissione interumana, ecco, quindi perché lo stesso, questo vuol dire che comunque la prevenzione che stiamo facendo nei confronti del SARS funziona, perché se funziona con gli altri virus per forza deve funzionare anche con quello. Bene, grazie. Grazie al dottor Cesare Miani, che ricordiamo essere direttore della struttura operativa complessa di otorinolaringoiatria agli ospedali di San Daniele e Tolmezzo. Grazie ai telespettatori per averci seguito. Ci vediamo la prossima settimana, sempre con la rubrica Family, Salute e Benessere. Arrivederci.